Una nota dell'intelligence parlerebbe di un piano ordito da Cosa Nostra e Stigia per uccidere 2 magistrati siciliani, ovvero l'attuale procuratore capo di Agrigento Renato Di Natale e il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo Silvana Saguto. I servizi di sicurezza sarebbero venuti a conoscenza nel 2012 della condanna a morte dei 2 magistrati in seguito ad un'intercettazione ambientale svoltasi durante le inchieste sulle cosche mafiose di Gela. Renato Di Natale, quando era capo della Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha coordinato le inchieste contro il clan degli Emanuello, il cui boss latitante, Daniele Emanuello, venne assassinato nel 2007 durante un blitz della polizia nel suo covo in provincia di Enna. Alla dottoressa Saguto invece la malavita non avrebbe perdonato diversi provvedimenti di sequestri di beni riconducibili a esponenti mafiosi. Secondo i servizi di sicurezza, i palermitani si sarebbero dovuti occupare di Natale, mentre l'attentato alla Saguto doveva essere curato dai gelesi.